No, da chi Stefania? E per oggi abbiamo finito? Oggi abbiamo finito. Avete capito? Parliamo allo specchio. Grazie a Dio. Quindi Dobbiamo guardare in una donna cosa? i cagni dei piedi. E perché? Scusa? Perché i piedi sono bellissimi, puliti. In una donna c'è un spettacolo dei piedi. Quindi tu una donna guardi? I piedi. I piedi, I cagni. è piccissimo, no gli occhi, No. Ci sono altre cose, tipo il No, posteriore. i piedi, no, il dietro, il lato B. Il lato B. Il lato B non c'è. Invece abbiamo un cagno. Tipo questa ragazza che c'è. Questa ragazza che ha il cacchino bello pulito, uno spettacolo di spettacolo. Lo spettacolo. No, è Io pittoresco. in una donna sto facendo. Gli guardo i piedi. Perché è lo spettacolo di una donna in cui deve incoraggiare anche l'uomo. Quindi cosa Tra guardi? poco sono passato ma niente. Giusto? Condivediamo. Condividi o no? È la parte importante. Bravo, visto? Come ti chiami tu? Giovanni, mi cucino Giovanni. Non mi dica, mi perdoni, io non lei. Che sei innamorato dei piedi di chi? Del tutto, dell'insieme. Esatto, Non all'insieme. è che la prima cosa ha visto. È la somma che fa il totale. È la somma che, come disse Totò. Vabbè, lui fa perché Non mi piacciono facciamo il video, quindi. Io non ce ne posso Esagero, Io prego. accatto. Dice, poi ne parliamo più. Quindi una donna, Di che cazzo? Dobbiamo guardare i piedi. se lava pulito. Quindi sedere, seno, niente. Capito? Ma ce n'è l'ultima 15 euro. Sono 6 secchie sono. No. Non nasce la nuova sola. Quindi sedere, seno, Niente, completamente. Vedi Giovanni è d'accordo con me. quindi sedere, niente. Niente, Giovanni è d'accordo con me. Giovanni Giovanni, di dove sei Giovanni? Calabria. Non vedi che la pensa come me. Calabria. Anche la Calabria è favolosa. Non è Io che Giovanni. ho avuto la fortuna di andarci in Calabria, è meraviglioso. Sono stato in Europea, poi il viaggio questo per i Dolomiti, che è una cosa meravigliosa. Ciao, buona giornata. Buongiorno ragazzi. Mi raccomando le caviglie d'ora in poi. Mi guarda. raccomando Caterina. Le caviglie d'ora in poi. Questo è da raccontare. Chi è rimasto?